Per quanto l'uomo si sia prodigato nella creazione di un affascinante e complesso mondo di favole e creature fantastiche spesso orribili e sconcertanti, nulla potrà mai superare la realtà. Immaginate per un momento di svegliarvi in piena notte, al buio, e di rendervi conto che nella vostra camera da letto c'è qualcuno. Un estraneo che vi ha scelto fra 1000 altri possibili bersagli con l'unico intento di torturarvi per ore e uccidervi nella maniera più lenta e degradante che la sua mente perversa sappia elaborare. Per quanto possa inorridirvi, queste cose sono accadute e accadono ogni giorno a centinaia di persone che hanno avuto la sfortuna di attirare l'attenzione del mostro più terribile e reale che esista, un serial killer. Questo termine è stato così a lungo usato e abusato dai media e dai film che quasi neanche ci spaventa. Ma se ci soffermiamo a riflettere sul fatto che queste persone esistono e che le loro vittime sono del tutto casuali, che ricavano piacere nel seviziare e uccidere senza rimorso, la storia si fa decisamente più disturbante. Nessuno sa cosa trasformi un essere umano in un predatore. Talvolta vale la regola che il male ricevuto viene a sua volta riversato sugli altri in una catena sanguinaria. Bambini vittime di abusi fisici e psicologici sono spesso divenuti a loro volta spietati assassini. Nel 1963 venne formulata una interessante teoria che, seppur non riesca a spiegare del tutto l'eziologia della natura dei serial killer, ha il merito di aver tentato di tratteggiare una sorta di schema per riconoscere le possibili avvisaglie di una persona alterata. La triade di McDonald è un elenco dei 3 fattori più comunemente riscontrati in bambini e ragazzi che, nel corso della vita, si sono poi evoluti in assassini seriali. Al primo punto sta la piromania, ovvero l'ossessione di appiccare incendi. Si è riscontrata una grande tendenza nei bambini che da adulti sono diventati serial killer a voler distruggere mediante l'utilizzo del fuoco. Il secondo punto è lo zoosadismo, la crudeltà immotivata verso gli animali. Una grande percentuale di serial killer ha infatti alle spalle una carriera di torturatore di cani, gatti, criceti e altre creature indifese, quasi stessero affinando le loro future doti di aguzzino. Il terzo e ultimo punto della triade è occupata dall'enuresi notturna. Per quanto possa apparire strano, quasi fuori tema, una buona percentuale di serial killer ha bagnato il letto ben oltre l'età in cui questo fatto è considerato normale. Attualmente la triade di McDonald ha parecchi detrattori ed è chiaro che non possa essere considerata un dogma psichiatrico. Ci sono stati serial killer con un'infanzia del tutto normale, così come ragazzini turbolenti o abusati che, crescendo, hanno sviluppato personalità del tutto equilibrate. Molti di noi, da piccoli, hanno trovato affascinante giocare con il fuoco o voluto provare il brivido nello strappare le ali a una mosca. Ma tali atteggiamenti distruttivi solitamente cessano con la crescita. Ciò nonostante, è consigliabile porre attenzione se il proprio figlio dovesse mostrare un eccessivo interesse per gli incendi, oppure si divertisse in modo sadico sugli animali. Sono comunque brutti segni, anche se non significano che da grande si diletterà a torturare o uccidere le persone. O forse sì.